Bentrovati al comunale Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela. Inizia dicembre per il Torre Grotta, inizia con la partita in trasferta in casa del Melas, formazione di mister Borelli reduce dalla sconfitta per 2-0 contro la nuova rinascita Patti, formazione locale di mister Francesco Russo, che nell'ultimo turno ha pareggiato 2-2 contro la Folgore Milazzo, match affidato al fischietto catanese del signor Smario. Guardiamo la formazione del Torre Grotta per affrontare questa sfida: 11 iniziale, Maceri, La Spada, Arizzi, Merlino, Isgro, Marchese, Lopresti, Maviglia, La Spada, Abate, Caselli. Partiamo allora col film del primo tempo. Prima chance offensiva al quarto minuto, palla di Marcini per Lunghitano che calcia verso la porta, la risposta di Maceri in calcio d'angolo. Decimo, palla al centro per Abate, attacca anche il Torre Grotta, sulla fascia si libera Isgro dall'out sinistro, va il tentativo che per poco non trova il gol, sfiora solamente il palo Isgro. 18esimo, punizione di Marcini, pallone che termina alto sopra la traversa. Minuto 24, attacca nuovamente il Torre Grotta con Lopresti che serve La Spada, riesce a trovare l'1 contro 1 con il portiere, l'uscita è un po' avventata, ancora La Spada deve frenare, aspetta che arrivino i compagni in mezzo, poi decide per la conclusione, non è una grande idea, termina direttamente fuori. 35esimo, calcio di punizione di Libari che sorvola l'incrocio dei pali di Maceri. 40esimo, si fa vedere nuovamente il Torre Grotta più pimpante rispetto alle ultime uscite, calcio di punizione di Isgro, para con sicurezza l'estremo difensore Messina. 45esimo, ultima occasione della frazione, la sfera arriva ad Abate che riesce a entrare in area di rigore, dalla sinistra ancora Abate, non calcia, riesce la difesa invece a liberare, chiede un calcio di rigore il Torre Grotta per questo intervento sul numero 7, probabilmente scalciato all'avversario, ma per il direttore di gara non c'è nulla. È così che allora termina il primo tempo a Santa Lucia del Mela e poi viene giù il cielo. Guardate tra prima e seconda frazione come cambiano le condizioni atmosferiche e grazie a uno stoico Francesco Morabito se riusciamo a raccontarvi della ripresa. Subito Zulo su punizione, Maceri e Super mette in corner sugli sviluppi dello stesso Ejite a battere l'estremo difensore. Il Melas trova il gol del vantaggio, lo fa ad inizio del secondo tempo. 70esimo, il Torre Grotta cerca un pari che meriterebbe per quanto prodotto sin qui. Nel frattempo ancora tuoni e lampi a Santa Lucia del Mela, Arizzi, ma è strepitoso l'intervento, anzi il doppio intervento di Messina che probabilmente vale i 3 punti per i padroni di casa. Minuto 88, calcio di punizione, ultima occasione, non si vede più nulla al comunale Scirea, ma Isgro impegna Messina che salva ancora i suoi. Termina così allora il match, il Melas vince per 1-0 contro il Torre Grotta.